Il Veneto chiede agli europarlamentari del nord-est di fare pressione su Bruxelles perché vengano tolte le sanzioni economiche e l'embargo deciso contro la Russia e che stanno creando danni incalcolabili alle aziende nel Veneto, che fatturano con Mosca, al 7° posto della classifica con l'export regionale, quasi 2 miliardi di euro all'anno, specie nel settore agroalimentare. A Palazzo Ferrofini presentata una mozione condivisa da consiglieri regionali, produttori, deputati e senatori veneti. Le sanzioni vanno tolte. Abbiamo un problema con le nostre imprese, le nostre piccole e medie imprese, abbiamo a rischio 9.000 posti di lavoro e perdiamo 100 milioni di fatturato fino ad oggi e in prospettiva forse di miliardi all'anno. E questo perché? Forse perché parliamo esclusivamente di Senato, di riforme. Togliere le sanzioni e risarcire gli imprenditori danneggiati dall'embargo. Queste le richieste che partono da Venezia, mentre i 123 milioni stanziati complessivamente sono giudicati del tutto insufficienti. Quello che è stato messo a disposizione finora è un'elemosina, ci vogliono ben altre risorse, di trovare anche risorse per poter in questo momento di difficoltà incidere sulle filiere, riorganizzarle ed essere magari più competitivi anche sui mercati che nei quali finora non siamo presenti. Il timore è che la crisi, per il momento coinvolge i prodotti agroalimentari, si estenda a macchia d'olio, facendo scomparire altre aziende, magari soffocate dalla concorrenza di Spagna e Turchia. Da Bruxelles arriva un segnale negativo, sembra che queste sanzioni verso la Russia vogliono essere aumentate e quindi la preoccupazione mia è che l'embargo possa coinvolgere più settori, mettendo veramente in crisi le nostre aziende, se non dando la mazzata finale. L'accordo raggiunto è così quello che un parlamentare faccia da referente per Camera e Senato a livello nazionale, mentre a Bruxelles il Veneto vuole essere capofila, approfittando della presidenza di turno dell'Italia perché vengano riviste le sanzioni e si torni alla trattativa di pace. Nel frattempo va rivisto tutto il meccanismo dell'export italiano. Non possiamo limitarci alla tutela del prodotto, dobbiamo ripensare forse a nuove piattaforme logistiche, distributive e dobbiamo soprattutto difendere i nostri prodotti contro il grande problema della contraffazione e quindi della concorrenza sleale.